Nel frattempo grandi novità perché la partita continua, dunque possiamo ammirare ancora queste due formazioni giocare all'interno del rettangolo di gioco verde. Risultato di 2-0 come potete benissimo vedere nel nostro tabellino. Proprio nei minuti finali c'è stato infatti il raddoppio della formazione in maglia blu. Intanto l'espulsione dovrebbe essere stata per Riccobono, per Perrone, se effettivamente abbiamo capito bene. Nel frattempo si è ritornati in campo con Calamia tra i pali. Vediamo Pace, De Simone, c'è Zangara, però non c'è Bonfardino, che però non dovrebbe essere stato espulso. Vediamo i 5 giocatori del Tremmelupi, perché Bonfardino infatti sta rientrando adesso. Infatti cercavamo uno dei giocatori migliori di questa partita, che appunto il nome di Luigi Bonfardino. Torna adesso in campo e vediamo se si schiererà come sempre sulla fascia sinistra. Però Perrone non è stato espulso, comunque è in campo. Dobbiamo capire chi sarà espulso, ma cercheremo di capire. Nel frattempo inizia anche il secondo tempo della sfida con il risultato di 2-0, che anche ci certifica il vittoria di gara, signor Calabria. Sbaglia qui l'aggancio Perrone, nel frattempo sulla pressione anche di Scalavino, che è riuscito a levare un po' di spazio, effettivamente mettere anche in difficoltà il suo avversario. Scalavino. Cagna è entrato in campo anche lui. Adesso Terranova, che è ritornato come centrale, dunque per l'assenza di Riccobono. Primo minuto di gioco, ma la tocca a Bonfardino, poi la fa scorrere Salvatore Girgenti, che non ha trovato il gol, ma si sta muovendo tantissimo. Poi tanto destro a giro, anzi destro tentato da fuori sul primo palo da parte di Scalavino, che però non trova la cena del gol. Ancora Cagna, guarda la porta, ci prova. Calamia però blocca con estrema facilità. Zangara, c'è lo spazio. Nel frattempo si è alzato dalla panchina Nascia, potrà entrare forse lui adesso. Rientra sempre Zangara, prova a rientrare, non è fermato Perrone. Adesso De Simone, c'è spazio per Zangara, dall'altra parte Perrone va da Bonfardino, secondo palo, Perrone aggancia, palla di ritorno ancora e poi spreca incredibilmente Zangara. Ma che azione del Real Sicilia! La formazione di Mr. Good infatti crea un'occasione incredibile, perché con 3 tocchi praticamente è arrivata davanti la porta, con Zangara che ha servito Bonfardino. Bonfardino cambia tutto, trova Perrone, aggancio, palla dietro a rimorchio. Chi arriva? Arriva Zangara, che però non è preciso. E questa diventa una notizia, perché lui come Zangara solitamente è spietato. Intanto Bonfardino salta in velocità, Terranova la tiene anche in campo, ma soltanto per un istante, perché il pallone termina in rimessa laterale. Ma buonissima ancora azione da parte di Bonfardino, che questa volta non trova l'aggancio corretto, ma l'idea sicuramente è da lodare. Tanto Terranova, spazio per inventare. Il muro blu decide di fermare tutto. Bonfardino, Zangara c'ha tutto lo spazio, trova anche l'inserimento di De Simone, che era incredibilmente lasciato solo. Nel frattempo Riccobono è pronto a rientrare in campo, forse al posto di Terranova, vediamo. Nel frattempo Terranova, poi Girgenti lotta con Bonfardino sulla linea di fondo. Il fisico da parte del 18 sta giocando una partita straordinaria. Poi il tacco e la tecnica di Perrone. De Simone, c'è l'inserimento di Zangara che arriva adesso con i tempi giusti, poi vuole alzare la testa, vuole anche puntare Giovane Cagna, poi ritorna dietro sulla pressione di Girgenti. Bonfardino sulla faccia sinistra, prova il dribbling, salta da Scalavino, poi allarga il gioco, cerca sulla faccia destra De Simone, lo trova ma non è preciso nel servirlo in maniera corretta. Poi De Simone chiama anche un cambio,
Vediamo se Pucci è pronto a entrare. In quel caso però credo che si andrebbe a, cioè, un po' a ridurre la sua raggio d'azione. Perrone. Terranova. Cagna prova il dribbling, cerca anche un passaggio. Scalavino che però è ben coperto dalla difesa. Bonfardino. De Simone. Zangara. La pressione di Scalavino, lui va dall'altra parte però Bonfardino di prima palla geniale a cercare ancora De Simone con la punta e poi Quartararo fa un intervento perfetto. C'è anche una piccola sfida di Terranova con esperienza, quel tentativo di fermare il suo avversario che comunque è arrivato a calciare con la punta ma non l'ha fatto in maniera con equilibrio perfetto. Poi Quartararo in 2 tempi sulla conclusione da fuori da parte di De Simone che lascia il campo a Pace. Ecco, Melignano è stato uno dei più attivi. Terranova per Girgenti, aggancia benissimo, poi con la punta cerca il palo lontano contro Calamia. Era stato lasciato forse un po' troppo libero. Marcatura dovrebbe essere stata di Pace, non è impeccabile. Lui però non è stato fortunato a trovare il gol che invece aveva fatto nella scorsa partita contro l'Isola. Una bellissima doppietta. Melignano intanto ancora da fuori Melignano e la parata in distesa, distensione anzi per Calamia. Sta compiendo sempre più parate adesso in questo secondo tempo. Terranova. Scalavino. Terranova, Melignano, conosciamo benissimo il 3 Melupi, sappiamo che è una squadra che nel secondo tempo tende a iniziare, forse a esplodere con tutta la sua tecnica. L'ha fatto nella scorsa partita recuperando, ricordiamo, dal risultato di 0-3 contro l'Isola a quota 3 finale. Melignano con il tacco, Scalavino cambia gioco, Terranova cerca il pallone su Girgenti, poi la tocca Zangara e Gulbo addirittura la blocca. Poi Scalavino con la punta, una giocata incredibile, con un doppio passo e punta ad anticipare il portiere. Stava per trovare il gol, intanto poi la gioca di Bonfardino ancora in mezzo a 2, giocata incredibile. Bonfardino allarga il gioco, poi l'aggancia e sempre Quartararo sulla conclusione di punta di Zangara. Le squadre adesso sono molto larghe, con Scalavino molto elegante, punta all'uomo, può rientrare, cerca la porta, ma Pace è bravissimo a non concedere troppi metri al suo avversario. Nel frattempo il cambio del Real Sicilia con l'ingresso di Pucci che si schiera in zona offensiva. Intanto Pace la tocca, poi Pucci, c'è sempre Pace che adesso può ricevere il pallone, è un 2 contro 1, Pace col sinistro, fa finta di passare il pallone ma cerca invece la porta e fa benissimo Pace con il gol del 3-0, gol bellissimo, mette sotto l'incrocio dei pali, ma grande merito va dato anche al compagno che effettivamente andando sul secondo palo ha un po' fatto capire che forse quel pallone sarebbe potuto essere per lui, ma Pace aveva probabilmente già deciso nella sua area premotoria di calciare lì sotto la traversa, come solo lui può fare. Risultato di 3-0 e adesso doccia freddissima per gli uomini di Mister Zapparata. Scalavino, Melignano, Scalavino non trova la porta ma veramente per una questione di centimetri, ma sempre Calamia prontissimo a intervenire. Pace, Bonfardino, non sbaglia praticamente un passaggio. Doppio passo di Zangara, rientra, c'è la sovrapposizione da parte dei compagni, arriva adesso Pace, lui va dall'altra parte, Pucci guarda la porta, cerca la sfida contro Quartararo, l'ha già battuto, ricordiamo, nell'occasione dell'1-0, stavolta però non è abile come nella prima circostanza. Tempo calcio d'angolo dall'altra parte, dunque non lì. 8 di gioco, Pace, uno schema, Zangara e ancora Quartararo la leva da sotto l'incrocio dei pali, poi la difende con gli artigli Pucci. Fatti aiutare. Sempre Zangara, si complica un po' troppo la vita. Scalavino in mezzo a 2 maglie blu, Scalavino, magia, si è acceso Scalavino con l'esterno, cerca Girgenti ma non lo trova, lo stava cercando a gran voce. Sempre Scalavino, ricompolo, cerca la porta, Calamia, mette 2 mani addirittura, non una, ben 2. Scalavino con il destro, murato ancora una volta da Pucci, che non aveva spazio al funambolo, al fantasista. Melignano, sbaglia il tocco, 2 contro 2.
Doppio passo. Vuole il senso Zangara, Quartararo, poi la palla arriva su Pucci che può cercare la porta, tende forse l'inserimento da parte del compagno che arriva adesso. Zangara si complica troppo la vita del Sicilia che poteva trovare il gol del poker. Poi Melignano con un rimpallo riesce a battere il suo avversario. Scalavino, la pressione è molto alta, l'anticipo di Bonfardino, trovando anche non l'ultimo tocco, ma vedo ci ha provato. Stavolta è stato lui l'ultimo a toccare. Melignano. Arriva a destra. Riccobono per Scalavino, c'è sempre Melignano, buono qui l'aggancio, si gira, vuole il sinistro, può calciare, allarga il gioco invece di Girolamo, ancora Melignano, una palla geniale di Girolamo che va trovato quel varco corretto per cercare il compagno, per metterlo nelle condizioni di calciare. Questa volta la prende male, ma è comunque una grande partita per Melignano che ha decisamente alzato le sue giocate rispetto alla scorsa partita. Bonfardino, Pace, le finte, questa volta non abbocca Melignano che va anche giù, mette fallo ma va subito a chiedere scusa. Fair play di Pace. Uffici di gioco, Scalavino di Girolamo, Bonfardino ancora una volta, perfetto. Di Girolamo cerca il calcio d'angolo, battuta forte in mezzo ma molto attento, fase difensiva, se non abbiamo visto male. Pucci di Girolamo, lo schema Scalavino, Riccobono, ancora di Girolamo, palla perfetta, ancora Riccobono, salta tutti, Riccobono calcia e non trova la gioia del gol perché c'è di fronte un super Calamia, ma ancora una volta Di Girolamo fa vedere che queste sponde lui le può fare e le fa con grande classe. Tanto può ripartire Zangara, d'altra parte c'è Pucci, non lo serve Zangara, vuole fare tutto solo, poi si ferma, forse ha pensato che un compagno lo avesse seguito, che lo faccia a sinistra, ma così non è. Bonfardino poi frega tutti con questo vero, ovviamente anche noi qui in telecamera. Calamia, minuto 11 di gioco, Bonfardino, Pace, giro palla difensivo perfetto, Pucci col tacco alza addirittura il pallone, Pace non può arrivarci, molto complicato. Tempo gioco fermo perché Pucci ha perso una scarpa. Tempo dentro Nascia come centrale, dunque il giovane difensore centrale. Oh, subito seguire di Girolamo. Riccobono di Girolamo fa subito sentire il fisico Nascia. Poi Pace può ripartire, si può autolanciare. Questa volta i giri del motore sono minori rispetto all'azione precedente, infatti saggiamente torna dietro da Bonfardino, non è mai una brutta idea. Nascia, Bonfardino rischia tantissimo sulla pressione doppia, poi di Girolamo. Melignano, Riccobono cerca addirittura la porta con una deviazione tentata di Girolamo che era seguito da Bonfardino, la stava quasi per toccare per mettere fuori gioco anche Calamia, ma non ci arriva per un pizzico. È risultato sempre di 3-0, però Tremelupi probabilmente meriterebbe qualcosa in più. Scalavino, le fende, salta sul posto Bonfardino, poi si scontra con Nascia, ma tutto regolare, o meglio, mette fallo chiaramente Scalavino. Ma io non ho capito come si sta mettendo sotto. Pace, Pucci torna direttamente a Calamia. Aiuta lei! Nascia alza il pallone, sbaglia tutto. È il calcio di punizione, come che non la può prendere? Che l'ha battuta l'arbitro, spiegami perché non la può prendere. Gioca! Spiegami. Scalavino, È mio! Melignano, Pace chiama le marcature di Girolamo e fa un gol bellissimo, l'aggancia e col sinistro la mette dove Calamia non può mai arrivare. Marcatura di Nascia forse un po' troppo leggera questa volta, ma Di Girolamo comunque ha trovato un super gol, 3-1, riapre quindi la partita e lo fa con il pivot di Girolamo che col mancino mette la palla sotto la traversa, non può nulla, ripetiamo, Calamia.
che subisce gol dopo una serie di parate eccezionali. Gioca, dai. Pucci, palla in campo, Pace, Bonfardino, Pucci, sempre Bonfardino, Pernascia che aggancia il pallone, male però Bonfardino comunque apprezza il movimento del compagno. Scalavino per Riccobono, lo spazio tra me e Lupi, abbiamo detto meritava effettivamente almeno un gol. Poi Di Girolamo ancora con la punta, questa volta con il destro, ma sta giocando benissimo Di Girolamo, sta battagliando nei minuti dati a disposizione da mister Zapparata. Questa volta non ha cercato il sinistro, non ha cercato la sponda che è una sua classica giocata, ma ha cercato la porta. Credo che Di Girolamo oggi debba cercarla forse anche più spesso, perché sembrerebbe avere il piede caldo. Poi Di Girolamo ancora respinto. Scalavino se no fermati dal Sicilia, allarga il gioco Scalavino per Di Girolamo, palla dietro, Scalavino in mezzo a due, Pace. Riccoboni prima, Melegnano, Di Girolamo giocano benissimo e poi Melegnano spreca clamorosamente ancora una volta una giocata perfetta di Girolamo, che è entrato in questo secondo tempo con un appiglio diverso. Nel frattempo cambia anche qualcosa mister Zapparata, perché ritorna in campo Girgenti, ma la notizia è che non prende il posto di Di Girolamo come invece fatto nella scorsa partita e anche nel primo tempo, prende il posto di, sto cercando di capire, il posto di rientrato, appunto l'azione solitaria di De Simone che si complica un po' troppo la vita. Posto di Melignano dunque, che lascia il campo con Di Girolamo che gioca come laterale sinistro, decisamente a trazione anteriore. Girgenti la controlla, è difettosa. Minuto 16 di gioco, nel frattempo siamo arrivati praticamente a metà del secondo tempo della partita, risultato sempre di 3-1 per chi si fosse sintonizzati in questo istante. Partita bellissima al momento. Bonfardino, le finte, cerca il dribbling di Suola e poi la velocità su Scalavino. Effettivamente ci riesce, ma capo poi termina. Riccobono dopo il passaggio, adesso Scalavino, sempre Alberto Riccobono. Di Girolamo, sempre Scalavino. C'è l'inserimento di Girolamo, non viene servito, poi scivola De Simone. Scalavino non approfitta di questo evento, poi si scontra con Bonfardino, tutto regolare. Di Girolamo, spalle alla porta, per girarsi e ancora una volta azione offensiva della formazione in maglia verde. Riccobono, Scalavino, vuole il dribbling, lo trova, poi col tacco, libera, Riccobono con la punta, Bonfardino respinge, poi rincorre il pallone, ma Quartararo arriva e per non rischiare decide di spazzare il pallone il più lontano possibile. Trova anche la deviazione però di Luigi Bonfardino. Cambiamo il gioco. Arbitro. Scalavino cerca la giocata, gli riesce anche Scalavino ancora con la punta e poi cala via da terra. Ma che giocata da urlo di Francesco Scalavino, che quando decide di brillare veramente lo fa con delle giocate impressionanti dove forse nessuno vede il corridoio, lui lo vede e soprattutto si infila e riesce. Scalavino, lo spazio sul destro, può calciare e poi prende Pace con il braccio chiaramente attaccato al corpo, tutto regolare. Scalavino ci sta provando comunque. Riccobono, ancora Scalavino, può calciare, palla di ritorno, 1-2 con Girgenti, giusta l'idea, però questa volta non aveva capito l'intenzione del compagno. Nel frattempo mister Buddo capisce che il momento della sua squadra non è positivo e decide di chiamare un time out. Piccolo momento di break dunque per la formazione che sta al momento dominando la partita 3-1, ma in questo secondo tempo abbiamo visto forse un po' più la formazione a maglia verde di mister Zapparata, che effettivamente sta comunque tenendo il campo, ma il risultato però non sorride al momento. Eccolo Riverde.
Minuto 19 intanto. Tipo 11 minuti. Alla fine di questo secondo tempo, perché si fosse iniziato adesso, ricordiamo il risultato di 3-1, partita molto bella perché effettivamente stiamo vedendo due squadre che vanno praticamente a 1000 su tutti i palloni, tante occasioni da gol e tante le parate di Quartararo e di Calamia, ma l'avevamo anche detto nella nostra intro nelle pre-partita, perché due portieri così, con la fascia da capitano tra l'altro, oggi al braccio, sono due portieri che molto spesso si rendono protagonisti delle loro partite. Tempo rimessa laterale dunque per il Real Sicilia con De Simone che si appoggia da Bonfardino, sempre De Simone, pressione di Girolamo, Pace esce benissimo dalla pressione della Sicilia, va a rientrare poi di Girolamo nel ripiegamento difensivo, partita perfetta per il secondo tempo. Poi Scalavi non sbaglia perché si fa anticipare, poi commette anche fallo infatti proprio di Scalavino, infatti aveva chiesto anche scusa. Poi Pucci si gira, può calciare, Pucci sul sinistro, poi si appoggia, Bonfardino, può rientrare anche lui, Pucci vede inizialmente al secondo palo del compagno ma lo ignora, Bonfardino però il tunnel su Scalavino. Poi Pace con il sinistro di punta, tiro fortissimo. Poi prova una bicicletta addirittura Scalavino, una giocata molto complicata. Pucci può ripartire al secondo palo, c'è Bonfardino, Pucci è sempre Quartararo perfetto in tutte le sue uscite. Tempo, vedi che va del cambio. Melignano, poi entrato al posto di Scalavino, che forse non è piaciuta la bicicletta a mister Zapparata, che invece di levarlo dal campo, forse semplicemente hanno notato un pizzico di stanchezza con un giocatore che effettivamente ha giocato 50 minuti di gioco. Poi Ricco Bono si aggancia con Pucci e poi subisce anche fallo l'attaccante, dunque calcio di punizione, posizione molto interessante perché da qui potrebbe calciare, c'è Zangara ma c'è soprattutto Pace che col sinistro lì può fare veramente paura. Nel frattempo è uscito anche Bonfardino, per lui il primo cambio dopo 50 minuti di partita, lì probabilmente poi in debito d'ossigeno. Pucci si allontana, nel frattempo rimane Zangara ma c'è soprattutto Pace che sta dicendo qualcosa al compagno, forse uno schema. Nel frattempo Quartararo invece sta guidando i suoi compagni con Enrico Bono e Melignano sul palo, Di Girolamo e Girgenti invece pronti a uscire. Ma Zangara, Quartararo respinge, poi con l'esterno Di Girolamo in mezzo a due, si scontrano i due. Se si è fatto male sì, attenzione. Uno scontro tra Pace e Di Girolamo, una brutta botta, intervento spalla a spalla, poi ha avuto la peggio nelle mismatch, di Torregale invece il signor Calabria alza il pollice e dice che va tutto bene per Di Girolamo che in velocità ha rischiato di farsi veramente tanto male. Nel tempo forse lascia il campo Di Girolamo. Forse Dai ragazzi! No, c'ha toccato da molto. questo è un colpo al viso, in bocca probabilmente. Nel tempo lascia il campo perché rientra Scalavino, uno dei migliori di Girolamo oggi. Il problema è che viene restituito sportivamente. Scalavino.
L'inserimento di Scalavino, riesce ad arrivare Melignano, poi Pace con tutta la forza in corpo. Ancora una volta sradica l'ennesimo pallone. Che partita per Pace. Adesso Pucci può puntare l'uomo più veloce di Riccobono, vuole calciare con il destro, si allarga molto sulla fascia. Ma l'ultimo tocco però è proprio del giocatore in maglia blu, dunque rimessa laterale e possesso per Scalavino e compagni. Viene cercato Girgenti, ma Scalavino chiede un po' di aiuto forse dai compagni che... Pucci si gira, Quartararo e poi eccola, una parata incredibile di Quartararo che con il braccio la respinge con forza. Il risultato rimane dunque sulle 3-1, va vicinissimo da Sicilia al poker con Pucci che meriterebbe un altro gol, ci ha provato tante volte ma poi Pace con potenza. Quartararo questa volta molto attento, fa un piccolo saltello, poi Melignano, pressione di De Simone, lascia lì il pallone perché c'è Riccobono, poi non scappa Melignano che si va a prendere il pallone adesso. Girgenti in mezzo a due maglie blu, non riesce a passare perché è ottimo il raddoppio. De Simone può puntare l'uomo. Pucci col sinistro, danza, serve il compagno, poi calcio in porta. Zangara con Quartararo che ancora una volta respinge con i piedi. Grande partita di Filippo Quartararo. Intanto può ripetere Melignano con l'esterno, va tutta una palla perfetta per l'inserimento di Girgenti che va a battere il calcio d'angolo, ma non c'è stato alcun tocco, o meglio non c'è stato alcun tocco in maglia blu, dunque rimessa dal fondo con Calamia prontissimo a battere. Pace la riceve adesso, si fa vedere De Simone che chiede anche il pallone ma non viene servito, si va dall'altra parte infatti. Zangara, finta di corpo, Riccobono, poi Melignano, ancora una volta Pace, poi Girgenti per Scalavino col destro, le finte, va ancora sul piede forte, poi cerca il dribbling ma ancora una volta Zangara fa vedere un'ottima prestazione difensiva, poi Pace la tocca, la palla rimane lì, Pucci non riesce con l'aggancio, Melignano, rimpallo, Riccobono, una finta col tacco che frega praticamente tutti, Riccobono allarga il gioco, poi Girgenti con la punta, Calamia blocca ma c'era Scalavino pronto a intervenire in tapping sul secondo palo se Girgenti la avesse servire. Riccobono poi sbaglia incredibilmente il tocco. Oh, Totò! Desimo, minuto 26, mancano 4 di gioco. Palla centrale, Pucci prova a girarsi, vuole la tecnica, cerca invece Zangara e Scalavino ancora una volta in tackle. Poi il tocco, poi Melignano ancora una volta Pace a mettere una pezza, grande partita del 4. Sbaglia tutto però Melignano alla meglio in dribbling, poi si allunga un po' la palla. Tentativo tecnico da parte del giovane classe 2004 che per oggi sta giocando una grande partita. Sicuramente non ha nulla da rimproverarsi. Mancano 3 minuti. L'avevamo anche detto in precedenza, mancano 4 minuti. Detto chiaramente 60 secondi fa. Dunque 3 giri di orologio, poi terminerà la partita. De Simone intanto. Zangara si allarga sulla fascia sinistra, salta Scalavino che poi lo insegue, ancora Zangara. Chiede forse un intervento da parte del direttore di gara. Melignano, Girgenti, ancora Pace, perfetto nel suo contrasto, poi con esperienza mette davanti il corpo, subisce fallo, ha tutta l'esperienza di Pace che ha visto il tackle del suo avversario, ha deciso di mettere davanti la coscia, con seguire chiaramente tutta la parte della gamba e il piede e quindi subire fallo. Poi Perrone sbaglia l'aggancio, non un buon rientro in campo per lui, lui che solitamente gli agganci ne fa veramente molto precisi, questa volta non ce ne regala uno. Poi Girgenti in mezzo a due, Valemelli, Melignano potenza e buca Calamia e trova il risultato di 3-2. Adesso minuti finali che possono raccontarci un'azione offensiva, anzi più azioni offensive da parte del 3M Lupi che ci crede in questa rimonta. Manca veramente pochissimo perché mancano circa 2 minuti, anche in realtà poco meno di 2 minuti. Ma la formazione di Mister Zapparata non è nuova a queste rimonte, ne sa bene qualcosa l'isola.
Scalavino. Può puntare l'uomo. Si ferma. Riccobono. Girgenti è solo, può calciare, cerca invece il secondo palo, Pace allontana, poi viene chiamato tutto per Zancara che capisce tutto e anticipa un 2 contro 1, c'è Perrone, può andare verso l'interno, Zancara e la chiude proprio lui. Ha cercato più volte il gol e non c'è riuscito, poi decide di puntare, ma grande movimento da parte di Perrone che sicuramente non ha fatto l'assist, ma possiamo anche considerarlo in realtà come un assist perché il movimento della sua corsa è stato perfetto perché ha indotto Riccobono a seguirlo inconsciamente sull'altra fascia. Zancara invece ha cercato l'interno, portato via l'uomo, poi ha battuto un super quartarolo che questa volta la distanza può veramente poco. Girgenti in mezzo a 2, poi Perrone. E ancora azione offensiva con questo calcio d'angolo, manca pochissimo. Melignano, Riccobono, Melignano, lo scontro poi con De Simone, riparte un 3 contro 3. Con Zangara, allarga il gioco, cercare Perrone, guarda la porta, palla ancora al secondo palo, Zangara, le finte, rientra, danza, e poi cerca un esterno, cerca di recuperare il compagno, poi Scalavino commette fallo, ma è stato un fallo comunque fortuito perché era stato anticipato praticamente all'ultimo. Quinto fallo e calcio di punizione con il Pace che chiede di poter battere, ma Perrone vuole battere lui, Pace però non vuole concedere il pallone. Barriera, chiama la barriera! E va Pace infatti che non ha trovato il gol, ma comunque più volte quando ha calciato è stato comunque vicino. Si tenta quindi la potenza di Pace perché da un giocatore come lui non ci possiamo aspettare altro. Un tiro veramente potentissimo, infatti Pace con l'esterno ma non trova la porta, ma va bene così perché finisce quindi la partita 4-2 risultato, vittoria per la Sicilia. Questa è una vittoria importante per la classifica perché la formazione di Mr. Good stare a quota 6 punti, adesso può veramente dire la sua nelle prime posizioni, perde invece e quindi prima sconfitta per il Tremmelupi che ci è andato in realtà vicinissima anche nello scorso match contro l'Isa, poi il sussulto finale di un super Scalavino ha deciso di portare 3 punti alla formazione di Mister Zapparata. Nel frattempo noi di Sportisi della voce di Marco Genduso vi salutiamo e ci vediamo alla prossima.